uomo senza lavoro, io la penso così, è brutto. Adesso hai il tuo lavoro, ti alzi motivato, vai a lavorare, sai che in caso di difficoltà non sei solo, ma esempio la Mirella o chi di voi, qualcuno che ti sta una vicino. parola, no per soldo, anche una parola, e dopo questo aiuto che è stato concreto, non come tante istituzioni che promettono e non fanno nulla. Io sono venuto da Mirella, in giro di un mese lavoro, la spesa, e se ho bisogno di qualcosa, anche di conforto, anche di 2 parole, disponibile. È cambiata dal giorno alla notte. Ancora una volta davanti a un frigo. Certo, perché l'idea qui che di Quarto del Tino, guardate roba che ci ha portato, pizze, pizzette, di tutto, per fare la felicità dei nostri indigenti. Facciamoci un bel applauso, e qui abbiamo San Biagio, il comune di San Biagio, i palloncini rosa, frutto di una giornata di prevenzione. Grande Bruna, forza signore, dai che andiamo. Mamma mia, ora qua quante, forza, dai Sara, con l'acqua anche la Sara, dai. Espresso Treviso le volte, acqua. Treviso e Roma! Grazie, buonasera a tutti voi. Perché queste marcette? Per un ricordo, per una ragazza che non c'è più. Noi abbiamo pensato questa sera di invitare la Pastoria del Borgo Furo, che omaggerà un papà che ha perso la figlia, che è qui ospite questa sera da questo terribile mare, come avete visto voi nei telegiornali. Lo presentiamo subito, è Beppino Favaro. Ciao Beppino, Mirella. Grazie di essere venuto, Ciao, veramente grazie. L'invito. Poi vicino a lui abbiamo il dottor Alessandro Gava, che è presidente provinciale della LILT, che ringrazio veramente, dottore, di essere qui questa sera. E poi ringraziamo Elisa Guarise, che è infermiera. Grazie Elisa. Grazie a te, ed è anche fondatrice del gruppo Caschiamo, ma no perché Caschemo, e poi vi spiegheremo. E vicino a lei c'è Patrizia Fustinoni, volontaria LILT. Grazie anche a lei Patrizia di essere qui. Allora, cosa abbiamo combinato questa sera? Questa sera abbiamo combinato un mix tra disperazione ma anche un po' di allegria, perché io penso che perdere una figlia, anche a 36 anni, pensate, in 2 mesi, sia una cosa terribile. Però cosa abbiamo voluto fare, Beppino? Abbiamo voluto regalarti queste note, perché Marzia, che è il nome di tua figlia,
amava queste note, amava questa musica. Lei faceva parte del gruppo folcloristico trevigiano e questa sera invece la Pastoria del Borgofuro ha voluto omaggiarti, ecco, fare un regalo a te, a tua moglie Beppina, che salutiamo. Ciao Beppina, che non se l'è sentita di venire, naturalmente, capite, però questo papà che mi ha detto: io voglio venire a parlare di mia figlia, di quello che è accaduto. Allora spieghiamo, Beppino, cos'è accaduto? Niente, la Marzia 2 anni fa vedeva un'ombra nell'occhio, come una mosca. Allora è stata portata a Treviso in oculistica e l'oculistica l'ha mandata a Padova una settimana. L'hanno messo una piastra radioattiva, io penso come una chemio, una cura, però sempre stata controllata. Però il dottore aveva detto che potrebbe intaccare il fegato, questo tumore che era stato diagnosticato subito questa malattia che è il tumore. Dopo lei era sempre sotto controllo e andava tutto bene. Finalmente in autunno l'anno scorso è cominciato a aver male una spalla. Si pensava sempre una pediatrite, un dolore, e invece purtroppo quando sono stati fatti tutti gli esami specifici hanno constatato che era un tumore. E dopo tutte le analisi, l'attacco, quello che bisogna fare, hanno visto che il tumore si aveva sparso un po' su tutto il corpo. Era in metastasi. Il fegato era già in metastasi e hanno provato a fare le cure, ma purtroppo il male è tremendo. In quanto tempo se l'è portata via il male? Conto da metà novembre e il 15 gennaio è morta. È morta. Sentendo queste musiche, Beppino, lo so. Ti ha emozionato. Cosa vorresti dire a tua figlia che non c'è più? Cioè, cosa amava? Perché lei amava questa cantare, musica? amava ballare. Sì. E gli ultimi anni si aveva iscritta al Boogie Boogie, aveva un club che andava a ballare qualche sera. Però era un anno e mezzo che aveva lasciato il gruppo folcloristico, perché dice: papà, mi sono stancata. Vabbè, ho detto: segui la tua strada. E così, ma lei sempre cantava, è andata anche a scuola di canto da una professoressa e gli piaceva così. È stata diversi anni anche sul gruppo, che l'ho portata io da piccola. Ah, per quello allora? Sì, l'ho portata quando aveva 16-17 anni, abbiamo cominciato a fare le sfilate del carnevale in costume e così dopo è entrata nel gruppo e cantava e ballava. Allora, guardiamo un piccolo filmato per vedere questo gruppo e soprattutto anche Marzia. Quanta gente che guarda questi usi, queste tradizioni nostre. E qui adesso vi presento i musicisti che sono Bruna Castellaro alla fisarmonica e Simone Ferretto e Gianni Marini che sta suonando uno strumento che è un basso ma si chiama un'altra cosa. Cosa si chiama, Gianni? Un liron. Un liron, che sarebbe un basso antico, diciamo. Ascolta Bruna, come prendi il microfono Bruna? Come mai questa passione per la fisarmonica? Da dove è venuta questa passione? Ce la fai? Ecco qua. Bruna ha preso il microfono. Allora, grazie intanto di essere venuti. Cos'è questa passione per la fisarmonica? Da dove nasce, Bruna? Ma da bambina, perché ho studiato quando ero bambina, da 8 anni fino ai 16 anni, e a quel tempo ho fatto anche il diploma.
e poi naturalmente segui anche altri percorsi di studi, ho smesso per un periodo e poi ogni tanto suonavo. Dopodiché con gli anni, il lavoro e le varie cose... Che lavoro facevi, Bruna? Lavoravo in una compagnia di assicurazioni. Ecco. Sì, e poi quando ho smesso ho pensato, forse la vita mi ha portato a ripensare anche alla famosa arte, mettila da parte, ecco. E ho ripreso a suonare, ho incontrato varie persone che facevano parte del mio mondo ai tempi di quando ero bambina. Ecco, e così ho ripreso. E tu, Simone, da dove è nata questa passione per la fisarmonica? Da bambino, tu? Per puro caso, che me l'hanno regalata quando ho fatto la cresima, sì. E da là poi è partito questo amore che ancora continua, perché vi vedo spesso e volentieri in giro con la pastoria del Borgo Furo, ma anche assieme al gruppo folcloristico trevigiano, che delle volte fate anche dei percorsi assieme, che è una bellissima cosa per me. Gianni Marini lo conosciamo benissimo. Adesso andiamo a vedere Marzia, andiamo a sentire Marzia. Thank you very much for your kindness and for your hospitality. Ireland is very beautiful, and the folklore do an example to love with all the groups and all the people in the world. And we give you a present for Annie and Barney. Ecco, questa era Marzia, stava presentando il suo gruppo in una località non italiana, però per farvi capire quanto lei amava, vero Beppino? Sì, aveva proprio la passione. Cosa ti senti di dire, vedendo tua figlia così? Perché ti vedo veramente emozionato. Sì, sono emozionato, perché a parte che per me è stata una sorpresa il tuo invito, e anche perché la cosa non è che sia passato anni, è passato pochi mesi. Allora vedendola così ti fa un certo che, ti emoziona come. Però ti dirò che per me era molto attaccata a me. E difatti, quando l'ho portata anche io nel gruppo, insistevo, lei ballava, cantava. E dopo lì ho detto, ma perché lasci il gruppo un anno e mezzo? Ma dai, resta, no papà, ormai non ho più voglia, voleva cambiare, come è giusto. Era un po' stancata, ma però lei con la musica è sempre rimasta nel cuore, diciamo, la musica e il canto, gli piaceva tanto cantare. Anche complimenti Beppino, poi sì, tu stai grazie. dando anche proprio una dimostrazione di quanto forti bisogna essere per superare questi momenti tragici. Dottor Gava, quante famiglie vede, quanti papà vede, quante mamme, quante donne che soffrono. Prima io ho aperto con la ricerca. Che passi avanti ha fatto la ricerca contro questo terribile male che è il tumore al seno? C'è prevenzione? La donna ha capito l'importanza di farsi visitare, di curarsi, dottor Gava? Diciamo che nella nostra provincia si ammalano ogni anno circa 5.500 persone. Quindi sono 5.500 famiglie che vengono coinvolte dalla parola tumore, che è una parola che evoca ancora timori, la paura di non farcela, e storie come queste noi le viviamo purtroppo quotidianamente. Questo a cui faceva riferimento Beppino è un tumore raro, è un melanoma che colpisce il globo oculare, che viene curato appunto con queste piastre radioattive, in cui è difficile fare prevenzione perché quando il sintomo c'è, se la malattia è già avanzata, può aver preso le vie del sangue e quindi dare metastasi, e quindi guarisce quando è molto piccolo. Però per fortuna la maggior parte dei tumori è caratterizzata dalla guarigione, quindi dobbiamo dare anche un messaggio positivo, perché arrivare presto, fare una diagnosi precoce significa avere maggiori possibilità di guarigione e anche minori possibilità di mutilazione, quindi significa conservare magari il seno, non demolire gli organi. E poi noi sapete che io sono anche primario della radioterapia, quindi noi vediamo ogni anno
quasi 2200 casi che hanno bisogno della radioterapia. Sono numeri che fanno veramente pensare. Quindi entriamo in contatto con centinaia di persone. Io ho fatto i conti che nella mia vita lavorativa, che è partita nell'80, avrò visto almeno personalmente 20.000 persone che si sono rivolte direttamente a me, che ho avuto modo di curare. E con la LILT, io sono presidente della LILT perché mi sono posto il problema che oltre che curare sia importante anche prevenire, cioè creare delle occasioni di informazione per cui la gente adotti degli stili di vita che riducano l'incidenza. Mi scusi dottor Gava, deve allontanare il telefonino dal microfono perché sennò ci sono delle interferenze. Grazie dottore, perfetto. Prego. Ecco, quindi è importante adottare stili di vita corretti, perché adesso abbiamo delle evidenze scientifiche che alimentarsi in modo sano, e questo vuol dire ridurre molto i grassi animali nella dieta, usare più verdure, più legumi, evitare le bevande zuccherate, ridurre la quota di zuccheri, fare attività fisica regolare, non fumare, bere con molta moderazione. Sono 4 piccole regole che possono ridurre nettamente l'incidenza dei tumori, oltre che le malattie cardiovascolari. Quindi la popolazione italiana sta invecchiando e seguire queste 4 norme significa invecchiare meglio, ammalare meno di malattie cardiovascolari che sono invalidanti e anche di tumori. Dottor Gava, da 10 anni a questa parte cosa è cambiato? Siamo più consapevoli che dobbiamo fare prevenzione, che dobbiamo curarci di più, stare più attenti, come dice lei, nell'alimentazione, di far più movimento, oppure ancora si fa fatica a capire queste cose? Noi ne stiamo parlando proprio da una decina d'anni. C'è da dire che la prevenzione è nata proprio nel mondo femminile, perché le donne hanno preso coscienza, prima col Pap test, che ha ridotto drasticamente i tumori dell'utero, soprattutto i tumori del collo dell'utero, e poi con la mammografia periodica, gli screening, le donne, le riviste femminili, i media hanno dato una grossa mano e ha permesso di ridurre l'incidenza dei tumori avanzati. Quando io ho cominciato a lavorare 35 anni fa, vedevamo tumori spesso di grosse dimensioni, talvolta anche ulcerazioni della pelle del seno. Adesso con la mammografia troviamo i tumori per l'80% dei casi in stadio T1, noi diciamo sotto i 2 centimetri, quindi stadio iniziale. Trovarlo in stadio iniziale significa conservare il seno, perché si fa un intervento limitato di quadrantectomia che con la radioterapia dà gli stessi risultati che si avevano una volta con la mastectomia. Quindi è fondamentale, quando si ha un dubbio, andare dal medico, rivolgersi al proprio medico o a uno specialista, perché arrivare prima significa un vantaggio sia in termini di sopravvivenza ma anche di qualità di vita. Bene, allora adesso guardiamo questo bellissimo filmato che è Treviso in rosa, perché è stata una cosa bellissima, 16.000 presenze femminili. Guardiamo. Riportare le cappellaie matte a Treviso in rosa. Perché a Treviso in rosa? Perché è una manifestazione per le donne e come donne era giusto partecipare. Prossimo anno il numero doppio dovete arrivare. Esattamente, anche di più. Alessia Andreola da Loria, in quante siete? Come mai alla Treviso in rosa? Sì, salve a tutti, Loria e Bessica, siamo qua perché l'anno scorso non abbiamo trovato posto e come assessore alle pari opportunità avevo piacere di avere con me un gruppo di donne per portare assieme avanti determinati valori. Facciamoci un bel applauso e qui abbiamo San Biagio, il comune di San Biagio, i palloncini rosa, frutto di una giornata di prevenzione. È stata una partecipazione straordinaria in una giornata bellissima, oltre 17.000 donne sfilando per Treviso hanno potuto ammirare le bellezze della città, la LILT ha organizzato un gruppo di oltre 1.100 donne
e inoltre ha presenziato col suo camper per dare informazioni sulla vita dell'associazione, su quelli che sono i suoi scopi, la sua mission, tra cui anche la prevenzione primaria, cioè corretti stili di vita, una cucina, un'alimentazione sana, un'attività fisica regolare, non fumare, sono i pilastri della prevenzione per ridurre l'incidenza dei tumori. Enrico Caldato, presidente Corri Treviso, com'è andata edizione 2018 Treviso in rosa? È stata una cosa di poco fantastica, non pensavamo di fare un balzo così da 11.000 a 16.000 chiudendo un mese prima anche quest'anno le iscrizioni. Grande Bruna! Forza signore, dai che andiamo! Mamma mia, ora qua quante forze! Dai Sara! Con l'acqua anche Sara, dai! Espresso Treviso le volte, acqua! Treviso in rosa! Io ho fatto lo speaker, le ho intervistato, le ho accolte, alla fine tutte quante mi hanno detto che la città le ha incoraggiate, le ha accolte e questo fa vedere che Treviso è una città che è galattica. Sicuramente andiamo in azione! Avete visto quando facciamo squadra cosa riusciamo a fare? Avete visto quante donne si sono mosse per lanciare questo messaggio? Attenzione a questa malattia, aiutiamoci ma soprattutto curiamoci. Parliamo con Elisa Guarise, infermiera, ha un sorriso bellissimo, però lei è anche la fondatrice del gruppo Caschiamo, che non vuol dire Caschiamo, No. ma cos'è questo gruppo? Il gruppo Caschiamo Insieme è nato per festeggiare, l'ho creato io appunto, ho voluto un gruppo di amiche, pensavo di fare un gruppo di 15-20 amiche, per festeggiare la figlia delle mie cure, perché ho dovuto fare chemio e radio a seguito di un tumore al seno. Appunto. Quindi tu sei stata proprio colpita da questa Esatto. malattia. Cosa vuol dire, avere il coraggio di andare davanti alle telecamere come stai facendo tu, organizzare questi eventi stupendi perché danno la forza anche a altre donne di dire allora ci provo anch'io a vedere se riesco a sconfiggere sto male. Quanto importante è, Elisa? Diciamo che non è nella mia indole espormi così, ma un po' tutto è nato ancora parecchi mesi fa quando io ho cominciato chemio a Palo Iovo di Padova usando il casco salvacapelli, refrigerante. Avevo appena cominciato quando Stefania, parrucchiera di Mogliano, che noi abbiamo avuto ospite, esatto, che voi avete conosciuto, sui social ha lanciato l'idea appunto di raccogliere, raccogliere fondi per acquistare i macchinari anche per l'azienda marca trevigiana numero 2 appunto. E praticamente lì mi sono esposta complimentandomi perché a livello psicologico io appunto sono andata allo Iovo di Padova sapendo che esistevano questi caschetti, perché già sai di essere ammalato, che devi fare delle cure che sono pesanti, però il lato psicologico aiuta tantissimo ad affrontare quasi 6 mesi di chemio e non vedersi ammalati al mattino quando ti alzi, puoi anche star male, però non vederti ammalato allo specchio è molto importante. È molto importante, almeno per me lo è stato, c'è chi riesce ad affrontarlo. Pensavi di riuscire ad avere un numero così importante, di raccogliere quella somma importantissima che avete raccolto, cioè che avete proprio una squadra attorno a voi che ha detto andiamo avanti che ce la faremo, te l'aspettavi? Beh, io ripeto, sono stata solo testimone, dico sempre, ma però hai mi detto poco. complimento con chi ha avuto l'idea, perché le parrucchiere sono veramente state strepitose. Il dottor Giacomazzi, il primo che a Capo San Piero aveva voluto il macchinario, e loro, io continuo a complimentarmi ancora oggi sempre per l'idea che hanno avuto, perché è veramente una cosa importante quella Però tu che sei fanno. stata testimonia, tu Certo. hai detto questa e io cosa. non l'avrei mai, per come sono io di carattere non Hai avrei mai visto? pensato di espormi, però purché purché ci sia la possibilità di avere i macchinari perché no, magari in tutte le oncologie anche della nostra zona, mi sono esposta appunto per altre donne. Io ho avuto la fortuna, dico sempre, di poterlo usare. Alla fine non sono mai stata senza capelli e
ripeto, per me è stato importantissimo. Quando vi trovate tra di voi a fare queste cure, cos'è che noti di più? Cioè, c'è disperazione, c'è rassegnazione? Cos'è che si nota quando entrate a fare queste cure? Beh, c'è da dire che veramente c'è una forza, ti esce comunque una forza interiore che non pensi di avere, perché anche chi perde i capelli, per dire, veramente il sorriso spesso c'è, non è che si trova la positività in cose che ci si aiuta uno con l'altro. Sì, c'è molto aiuto l'uno C'è con l'altro. molta solidarietà Sì. tra le donne che appunto si sottopongono a queste cure. Allora parliamo anche con la volontaria Patrizia Fustinoni. Vedendo tutte queste persone, quei 16.000 presenze, cosa vuol dire per una volontaria? Vuol dire raggiungere l'obiettivo, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo ancora crescere, oppure veramente noi donne siamo fantastiche, e anche a tutti gli organizzatori? Beh, sicuramente un grazie va agli organizzatori, perché senza di loro questa cosa non sarebbe stata. Ce ne sono anche tante altre, però questa a Treviso ha un impatto veramente enorme, non solo a Treviso ma anche a Treviso provincia. In effetti noi della LILT abbiamo partecipato in gran numero, tutti i nostri volontari sono stati impegnati per questa Treviso in Rosa come per le altre precedenti, perché questo è il 4º anno. Siamo stati il gruppo più numeroso rispetto a tutti gli altri gruppi e abbiamo ogni anno raddoppiato i nostri numeri anche all'interno della LILT. Perché? Perché noi abbiamo la possibilità di contattare tante donne. Certo. Da noi passano tantissime donne, vuoi per la prevenzione, come diceva il dottor Gava, per cui vengono sia per la prevenzione primaria. Infatti noi organizziamo anche ad esempio dei corsi di cucina, la prevenzione, abbiamo dei corsi per smettere di fumare, abbiamo tante cose che aiutano proprio le donne a prendere in mano se stesse e dire ci penso prima. Ma abbiamo anche la prevenzione secondaria, facciamo visite senologiche, visite dermatologiche, abbiamo anche aiuto alle donne ammalate di tumore, perché facciamo supporto fisioterapico, psicologico, nutrizionale. Le aiutate ad andare avanti in un percorso anche terribile. ad andare avanti in quei momenti là, per cui ne vediamo tante, no? Certo. E quindi il passaparola da noi è stato fondamentale per riuscire ad avere così tanta affluenza e così tante iscrizioni, tante volontarie impegnate, ma soprattutto un paio, perché erano proprio le organizzatrici all'interno della LILT, che sono Vittoria e Nicoletta, che mi sento di nominare, ed è giusto. Anche la segreteria, tutti quanti. Tutti veramente. Grazie. Una bella squadra. Senta, dottor Gava, dopo aver sentito Beppino, dopo aver sentito la Elisa, dopo aver sentito la Patrizia e dopo aver visto tutte queste donne in questo filmato, cosa si sente di dire? Il prossimo anno come sarà secondo lei? Ancora di più, avremo dei numeri ancora crescenti, finalmente riusciremo a capire che dobbiamo fare queste manifestazioni, e quanto importanti sono queste manifestazioni così che nel territorio, nel nostro territorio. Cosa vuol dire fare queste cose, dottore? Vuol dire aiutare cosa? Ma voi avete visto nel filmato due degli organizzatori, Caldato e Bellin, di Corri Treviso e Treviso Atletica, che hanno pensato 4 anni fa di indire questa manifestazione, che ha avuto un successo crescente. Loro per l'anno prossimo puntano addirittura a 20.000 presenze. Sicuramente la partnership con la LILT è stata importante e noi saremo sempre al loro fianco, perché è un momento in cui possiamo diffondere messaggi di speranza, perché i messaggi di prevenzione sono sempre più positivi, e pensiamo di poter far passare questi messaggi che sono davvero fondamentali per chi voglia occuparsi in modo serio ormai di prevenzione oncologica. È evidente, come dicevano Patrizia e Elisa, che ci sono tanti aspetti in cui il volontariato può essere accanto all'ammalato, sia per sostenerlo nel suo percorso di cura, sia per dargli una mano nella riabilitazione, perché la persona si sente realmente guarita quando recupera il suo ruolo, vuoi di madre, vuoi di lavoratrice, vuoi nel contesto sociale. E questo cerca di fare la LILT, cioè di capire quali siano i bisogni delle persone e cercare di dare delle risposte. Vengono date da volontari che spesso hanno anche attraversato un periodo analogo, magari anni o mesi prima, e questo è una testimonianza che uno può guarire, che ce la si può fare, e quindi è fondamentale il ruolo di questo volontariato, perché è, come si diceva, un testimonial.
L'iniziativa dei caschetti è un'iniziativa che è partita dai parrucchieri perché vedevano che le loro pazienti perdevano i capelli. Ed è un dramma per la donna perdere i capelli, è un dramma per l'uomo, pensate per una donna. E mi hanno contattato dicendo la LILT può farsi garante di questa raccolta di fondi. È stata un'iniziativa bellissima. Io non avevo dubbi che quando ho visto il loro entusiasmo che si arrivasse al successo della manifestazione, ma loro hanno chiesto alla LILT di farsi da garante, di istituire un conto corrente dove raccogliere i fondi di un'iniziativa che hanno fatto poi l'8 marzo in occasione della festa della donna, in cui hanno devoluto questa metà dell'incasso della giornata su un conto corrente dedicato in cui la LILT faceva garante che tutti questi fondi erano là a disposizione, tracciati per poter essere utilizzati per questo scopo. Quindi mi è piaciuto anche questo modo molto trasparente, molto leale verso chi donava dei soldi. I soldi non si toccano, vanno in un conto corrente e sono là. La trasparenza è fondamentale. Spero che la prossima settimana scegliamo poi anche il modello di caschi, perché ci troveremo per fare il punto. Però è un passo in avanti ulteriore. Perché è nato da loro questa esigenza, perché in effetti magari il medico non si rende conto di quanto sia impattante, come diceva Elisa, guardarsi allo specchio la mattina, però vedere, riconoscersi, soprattutto se uno ha anche bambini piccoli, vedere la mamma che non è calva, che non deve mettere la parrucca, è molto importante, quindi penso sia un messaggio che la LILT ha colto, ma che proviene proprio dalle pazienti, e lei è un'infermiera e quindi ha un ruolo ancora maggiore come educatrice e di responsabilità, perché è un'esigenza che lei ha posto e a cui cerchiamo di dare risposta. Senta, dottor Gava, si parla in questi giorni del nuovo governo. Cosa si sentirebbe di chiedere al nuovo Ministro della Salute, se ci sarà? Cos'è una cosa che veramente lei, Presidente della LILT, che vede, che sente, che tocca con mano questi cobrelli, che vive all'interno di questo territorio in situazioni drammatiche, cos'è che manca? Ma noi abbiamo una sanità che funziona abbastanza bene. Abbastanza. Perché una sanità a modello universalistico come quella che cerchiamo di garantire noi ha bisogno che gli investimenti siano costanti, che la ricerca e l'innovazione ci sia ogni anno, che quindi il fondo destinato al Servizio Sanitario Nazionale non sia ridotto e incrementi dell'1-2% all'anno. Questo permette di acquisire le attrezzature, ma anche le persone, perché se noi vogliamo l'umanizzazione ma non abbiamo un'infermiera che poi va quando suona il campanello, o un medico che possa dedicare anche un'ora se un paziente ha particolari esigenze, ma sia contingentato su mezz'ora, è difficile. Stanno sorgendo strutture private nel territorio e questo vuol dire che i privati scorgono una possibilità di coprire delle aree e quindi questo vuol dire che probabilmente il servizio sanitario ha deciso di porre un tetto. Ecco, io vorrei che questo tetto fosse invece incrementato. La sanità pubblica è la risorsa fondamentale perché possiamo curare tutti nel nostro territorio. Quando vedo queste foto di persone disperate pensano che quando non ci sono fondi, quando si hanno pensieri ci si cura anche meno, si faccia meno prevenzione, magari si fuma, qualcuno comincia a bere. Si mangia male? Si mangia malissimo, si adottano stili di vita non corretti e quindi c'è il rischio di ammalare di più. Io dico cerchiamo di salvare il modello del Servizio Sanitario Nazionale dotandolo anche delle risorse di cui ha bisogno, sia di personale che è fondamentale, che di tecnologie perché fanno la differenza. Parliamo di liste d'attesa per fare questi screening. Come mai ci sono queste liste d'attesa lunghissime, dottore? Cosa si può fare per migliorare e diminuire appunto questi mesi di angoscia che viviamo purtroppo tutti i giorni? Allora, gli screening per fortuna sono sistemi organizzativi ben collaudati che chiamano per esempio la donna ogni 2 anni a fare la mammografia tra i 50 e i 74 anni o a fare il pap test ogni 3 anni. Il problema è di chi ha un bisogno impellente che sorge nuovo, eccetera. Noi cerchiamo di fare in modo che non ci sia una lista d'attesa. Nel mio reparto, per esempio, io vedo tutti i casi che vengono in cui c'è una richiesta di visita e decido l'urgenza, possiamo vedere anche le persone il giorno dopo o entro pochi giorni, perché è fondamentale che ogni direttore di un servizio che opera nel servizio sanitario prenda in carico il problema delle liste d'attesa. Ecco, nel mio reparto non ho liste d'attesa, ho un organico quasi adeguato, però bisognerebbe che in tutte le unità operative ci fossero una mentalità che la lista d'attesa è un danno che facciamo al cittadino, perché se poi, intanto perché causa ansia, in alcuni casi
provoca anche dolore e in altri casi può essere un ritardo diagnostico colpevole poi per il successo della terapia. E parliamo di costi anche, dottor Gava, perché tante signore ci chiamano al mattino a sveglia vendita e dicono costa tutto caro. Io se devo aspettare, come dice lei, la lista d'attesa non ce la faccio, io ho paura, io ho voglia di sapere. Allora come si può fare anche per ridurre questi costi? Beh, sono costi alti che devono, proprio queste povere donne che hanno dei stipendi o delle pensioni basse, perché parliamo anche di quelle che non possono curarsi. Quello che stavo dicendo, noi dobbiamo potenziare il servizio sanitario, perché se noi diamo degli organici che permettono, io se fossi il direttore generale direi ai direttori cosa ti serve per abbattere questa lista d'attesa e vediamo di contrattare un'ipotesi per dare risposta in tempi rapidi a queste donne. Può essere delle volte un medico in più, mezzo medico in più, può essere la possibilità di avere uno specialista che adesso che abbiamo un'ULSS unificata si muova nel territorio. Sono tante le risposte che possiamo dare, però è solo dal confronto diretto tra gli operatori che direttamente sono responsabili, che devono gestire queste liste d'attesa, e il nostro management, che possiamo trovare le soluzioni. Perché accorgersi in tempo vuol dire anche salvare delle vite, perciò tagliare delle volte certi costi non va assolutamente bene, ma bisogna aumentare perché queste malattie vengano sempre più curate in tempi brevi. Allora noi cerchiamo anche di curare, di aiutare questo ragazzo con l'assegno che noi ogni settimana diamo e vediamo cosa è successo questa settimana. Prego. Lei però ha detto non ce la faccio più andare avanti così. No, no, assolutamente. Io sono completamente lucido, non sono né matto né drogato né impastigliato né niente, sono lucidissimo, però purtroppo da 3 anni non hai soldi, non puoi pagare l'affitto, non puoi puoi avere un'abitazione normale, lavoro non ce n'è. Non è semplice, è dura, molto dura. Ecco, questo ragazzo, questo giovane uomo, voi l'avete visto, anche lui purtroppo ha questa terribile malattia, si sta curando, però non aveva lavoro, non aveva niente. Noi siamo riusciti a trovargli un lavoretto, però cosa succede? Aveva bisogno anche di andare al lavoro e abbiamo trovato anche una macchina, però non aveva i soldi per pagare l'assicurazione, il passaggio di proprietà, e allora vediamo il nostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo al Banco Solidale all'interno della provincia e ci sta aspettando un ragazzo che voi già conoscete, perché questo ragazzo ha una storia molto triste. Ci avviciniamo, gli abbiamo appena dato la borsa della spesa, è venuto al Banco Solidale, eccolo qua, è Stefano. Ciao Stefano. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Allora, ciao. Noi ci siamo già visti perché ti ho dato la borsa. Sì, grazie. Spieghiamo un po' perché oggi io sono qui con te. Perché Stefano è ammalato, è molto ammalato, si sta curando, ma soprattutto lui aveva tentato di darsi fuoco proprio qui dentro, all'interno della provincia, vicino all'ufficio del lavoro. Sì. Perché non trovava lavoro, era disperato e lui ha detto io non ce la faccio più. Per fortuna una guardia provinciale si è accorta e ha evitato il peggio. Noi abbiamo cercato di aiutarlo, lui è venuto anche in trasmissione, ha raccontato tutto, abbiamo fatto anche il servizio e siamo riusciti anche a trovare un lavoretto, perciò oggi Stefano lavora. Però cosa succede? Per andare a lavorare ha bisogno di una macchinetta. Lui ha trovato anche la macchinetta, uno che gliela regala, ma deve fare il passaggio di proprietà, deve fare il bollo e deve partire con questa macchina. E lui ha detto io non ce la faccio Mirella perché ancora i soldi non li ho presi perché ha appena iniziato a lavorare. E allora siamo intervenuti noi, vediamo se riusciamo a mettere questo ragazzo un'altra volta in piedi, gli diamo un po' di respiro, avete capito che sta anche male, perciò deve anche curarsi. Allora, cosa vuoi dire? Tu sai che la grande famiglia e il direttivo ha deciso di darti questa mano in maniera che tu puoi con questa macchinetta andare a lavoro, fai il passaggio di proprietà, il bollo, l'assicurazione, tutto quello che serve. Cos'è che vuoi dire? Cos'è cambiata da quel giorno ad adesso la tua vita? Allora intanto un grazie di cuore proprio a te Mirelle e a tutto lo staff che c'è dietro di te. E è cambiata radicalmente perché io da 3 anni non lavoravo, venivo a chiedere lavoro qua, andavo a chiedere in comune, agenzie, tutte le agenzie sono iscritte dappertutto, ma promesse, ma lavoro zero. Finché appunto arrivato proprio all'ultimo sono venuto qua e gli ho detto mi ascoltate come Dio comanda, se no io mi do fuoco.
Là è intervenuto il signore della sicurezza, mi hanno calmato, però alla fine non è cambiato nulla. Fino a che sono andato a casa e mi è venuto in mente avendo visto la Mirella qualche volta in trasmissione, ho detto aspetta che l'ultima spiaggia provo a chiamare questa Rete Veneta. Ho chiamato e 10 minuti, un quarto d'ora mi vedo questa macchina Rete Veneta davanti casa, che là appunto mi ha detto cosa sta succedendo e là gli ho spiegato a breve che avevo tentato col gas di farla finita, questo e quell'altro. Parliamo del positivo. Adesso che hai un lavoro, Sì. E hai anche più voglia di curarti. Assolutamente. Per una persona che era come te, cosa vuol dire trovare un lavoro? Allora, intanto ti senti un uomo con dignità, perché un uomo senza lavoro, io la penso così, è brutto. Adesso hai il tuo lavoro, ti alzi motivato, vai a lavorare, sai che in caso di difficoltà non sei solo, ma esempio la Mirella o chi di voi, Qualcuno che ti sta una vicino. parola, no per soldi, anche una parola, e dopo questo aiuto che è stato concreto, non come tante istituzioni che promettono e non fanno nulla. Io sono venuto da Mirella, in giro di un mese lavoro, la spesa, e se ho bisogno di qualcosa, anche di conforto, anche di 2 parole, disponibile. È cambiata dal giorno alla notte. Questo Allora posso guarda, abbiamo deciso sta benedetta macchinetta che parta, perché se non parte a macchinetta non parte niente. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia, in maniera che così puoi pagarti l'assicurazione, Grazie. puoi pagarti tutto. Sei Grazie mille, contento? Madonna, grazie. Grazie Mirella, veramente di cuore. Grazie Mirella, ma grazie soprattutto a voi che avete capito l'importanza di aiutare queste persone. Non so se ce la faremo perché è una situazione molto critica, però almeno diciamo ci proviamo, stiamo provando a mettere in piedi questo ragazzo, anche se con tanta fatica. Ma quello che mi sento di dire è che quanti ragazzi abbiamo in queste situazioni, quante famiglie, quanti anziani che vengono a chiedere il pacchetto di caffè, a prendere la borsa. Allora bisogna migliorare questa qualità di vita, perché come ha detto Stefano, se uno non ha un lavoro perde la propria dignità. Cosa si sente di dire, dottor Gava, a Stefano, avendo sentito e visto cosa stanno passando certe persone e soprattutto anche ammalate? Cosa si può fare secondo lei? Penso che non sia facile dare una risposta ai drammi di tante persone che magari hanno una loro storia che porta a queste conseguenze. Penso però, come sottolineava anche lui, che trovare delle persone che si facciano carico, che cercano di prendersi cura, sia una cosa notevole. Perché, come sta facendo anche lei, dottore? Perché in questa società in cui tutti sono rancorosi, eccetera, trovare invece delle persone che ti vengono a cercare, ti fanno delle proposte, ti cercano di capire i tuoi bisogni e di dare un aiuto concreto, come sottolineava lui, anche emozionandosi ed emozionandoci alla fine, penso non sia facile nella nostra società. Quindi io ho visto il vostro lavoro e penso che sia un lavoro che andrebbe moltiplicato, dovreste essere contagiosi, in ogni comune ci dovrebbero essere persone che oltre agli assistenti sociali ma si prendono anche a carico col volontariato queste situazioni e cercano di essere vicine, di testimoniare questa vicinanza. Grazie dottore. E come volontaria, sentiamo anche la volontaria, vedendo queste immagini, sentendo questo giovane uomo che purtroppo veramente era distrutto nel corpo ma soprattutto nella mente, lui era distrutto proprio nella mente perché non trovava più niente a cui credere, questi no, continui no, cosa si sente di dire? Ma io penso che i volontari non sono mai abbastanza. Bisogna trasmettere l'entusiasmo di essere volontari, cioè cercare di trasmetterlo a più persone possibili, perché sappiamo che a livello medico fanno tutto quello che possono, ma non è abbastanza. I volontari devono entrare ormai nella nostra società a piene mani, perché tutti ne hanno bisogno, a partire proprio anche dall'ambiente medico, perché i volontari ci sono anche all'interno degli ospedali, ci sono un po' dappertutto. E quindi la mia parola è proprio per invogliare tutte le persone che
hanno la possibilità... Facciamo il passaparola. Facciamo il passaparola, che funziona sempre il passaparola. Esatto, di cercare di dare una mano per quello che ognuno può, per quello che ognuno ha voglia, per quello che a ognuno piace, perché io sono in un ambito e faccio questa cosa perché mi piace, mi dà anche soddisfazione, quindi io sono sempre stata una volontaria in vari ambiti, ma sono convinta che è molto più quello che si riceve di quello che si dà. Certo. Cioè tu lo fai con l'intento di dare qualcosa a qualcuno, ma è molto più quello che porti a casa. Bene, e tu Peppino cosa vorresti dire a questo ragazzo? Niente, prima di tutto che si dia coraggio, perché ho visto che era molto disperato, perché anche è giovane, è un ragazzo giovane, dispiace vedere queste persone che si trovano senza lavoro, magari hanno 40-45 anni, perché penso che non abbia di più questo ragazzo. Non ecco. di più. Allora, resti male vedendo questi filmati, perché appunto quello che fai tu sono gesti enormi, sono gesti che non so, la tua associazione è bravissima, siete bravissimi, ecco. Ma siamo bravissimi, sai perché? Perché c'è l'aiuto della gente, è vero, siamo bravi. È vero, e io vi vedo sempre, e dare a queste persone proprio che hanno bisogno, che rimangono senza lavoro, senza dignità, come ha detto lui, difatti è vero, perché uno quando ha appena 40 anni, 45 si trova senza lavoro, cosa fa? Ecco, voleva uccidersi, ci sono tanti casi e purtroppo non ce la fanno più, vanno fuori di testa e si uccidono. È brutto perché gli anni, ormai questi anni qua, sono anni brutti. Sono anni brutti, terribili. Sì, è vero, è vero. Allora sentiamo anche l'altra signora, cara. Tu cosa vorresti dire a questo ragazzo? Anche lui ammalato, anche lui che sta cercando di arrampicarsi per arrivare alla cima, una cima che non arriva mai, però te la sta mettendo tutta e noi siamo al suo fianco. Cosa vorresti dire a Stefano? Che posso capire certi momenti che si passano, sembra che non si veda mai la luce in fondo al tunnel, che però poi grazie a incontri a volte veramente speciali, anche nonostante tutto, si arriva prima o poi ci si arriva a vedere la luce. Arriva il sole, perché non è mica sempre notte, c'è anche il sole che arriva. E la gente che ti sta attorno è fondamentale, lui è fortunato ad avere anche il vostro appoggio, appunto il tuo aiuto. Ma ce ne sono tanti che aiutano, sapete, sono tante brave persone che cercano di aiutare gli altri. Forse non lo fanno come lo faccio io, perché ho la fortuna di avere queste telecamere che sono importantissime. Io lo dico sempre perché fanno veramente vedere quello che è, quello che succede nel nostro territorio, l'informazione soprattutto che si riesce a fare grazie anche a voi, grazie a tutti, è una cosa fondamentale. E allora, visto che abbiamo parlato di sole, io volevo ricordare ancora Marzia con il suo papà e con il gruppo della Pastoria del Borgo Furo. Grazie, un applauso, facciamo veramente un applauso a Bruna e a tutti i componenti. E tu Gianni, cosa vorresti dire a papà Beppino? Tu che hai conosciuto, che sai cosa vuol dire che sei un papà, cosa vorresti dire a papà Beppino? Che così lasciamo anche questo primo tempo in una bella atmosfera. Ma Miriam Marzia mi ricordo
Beppi lo sa benissimo, lo portava anche in braccio quando era piccola ed è Marcia mi ricordo tanto della sua briosità, della sua vivacità che aveva, non era mai seria, sempre contenta, che aveva il folklore indosso e la voglia di viva, poretta. E sono restato tanto male Beppi quando ho sentito questa roba, comunque siamo vicini e speriamo che robe continue. Mi voglio tanto ringraziarti di questo regalo che mi hai fatto oggi, perché mi non sapevo che te fossi sta qua musica. E guarda, veramente sono stato sorpreso e ti ringrazio, Simone e a Bruna. Grazie, mi hai fatto un gran regalo, grazie. Auguri Beppi. Ecco, vedete cosa ci vuole così poco delle volte per cercare di portare un po' sorriso su questi uomini veramente distrutti da un dolore grande, perché penso che perdere un figlio sia una cosa che rimane schiacciato per tutta la vita, è una cosa che non passa mai. Il tempo passa ma i figli rimangono sempre figli e i genitori specialmente dicono sempre magari fossi morto io quella volta. Questa è una frase che sento ripetere in continuazione, però poi avete una forza d'animo, veramente una forza che non sappiamo come dirvi grazie, perché poi la trasmettete anche agli altri. E allora adesso io con queste parole andrei anche a vedere il punto di Leopoldo Bottero. Un tempo avere la diagnosi del tumore significava ricevere la condanna a morte. Un medico bravo era bravo perché indovinava quanto tempo ti mancava. In 2 generazioni sono stati fatti molti passi avanti e oggi una gran parte dei tumori vengono sconfitti, alcuni sono proprio stati debellati e si è quasi sicuri di guarire, c'è la quasi certezza. E perché siamo arrivati a questo punto? Le cose vincenti si sono dimostrate 3. Primo, la prevenzione. Tutti gli screening che si fanno per tempo danno veramente una percentuale di risultati positivi più alta. Secondo, il lavoro dei volontari, che ha potenziato quello che fa lo Stato, che fanno le istituzioni e che soprattutto ha fatto molta cultura e che ha aggredito alcuni aspetti più socialmente rilevanti. Questi volontari, mi riferisco alle varie associazioni, in particolare alla LILT che noi sosteniamo, e fanno un bel lavoro sul territorio e soprattutto fanno anche cultura tra le persone. La terza cosa è la ricerca. La ricerca ha dato dei risultati, oggi i medici hanno a disposizione delle cure che prima non c'erano. Si poteva e si potrà e si dovrebbe fare di più, perché la ricerca non può continuare a essere sostenuta da raccolta di fondi, dagli SMS e così via. Lo Stato dovrebbe metterci di più, i ricercatori andrebbero un pelino premiati e magari compriamo un aereo da combattimento in meno, che tanto non è mai risultato che abbia risolto un problema, un cacciabombardiere, e facciamo un pelo di ricerca in più. Non ho detto non compriamone neanche uno perché non mi ascolterebbero, uno in meno, facciamo un aereo in meno e questo qua costa il doppio di quello che spendono oggi in ricerca. Allora, cosa ti senti di rispondere a Bottero che ha fatto questo punto su questa situazione? Cosa vorresti anche tu dire? Lancia un appello. Cosa vorresti che facessero? Adesso si parla tanto di nuovo governo, di nuovi ministri, però cerchiamo anche di loro voce, di dire quello che abbiamo bisogno. Cosa vorresti chiedere? Chiederei davvero tanta prevenzione, tanta informazione, perché è vero che c'è molta prevenzione, però io nel mio percorso, che è iniziato appunto un anno fa sono stata operata, ho martellato le mie amiche, sempre tramite social e non, di prevenire, di andare a controllarsi. Ho 44 anni adesso e tante ancora non avevano fatto nessun controllo. Man mano che mi arrivava il messaggio, sono andata a controllarmi, per me era una gran vittoria, era una gran gioia sapere che saranno controllate, che avevano, però ancora tante arrivano a 50 anni ad aspettare lo screening che arrivi. Lo screening che arriva a casa, gratuito. Però se io non l'avessi fatto non sarei neanche arrivata forse allo screening. Sì, che dico... Ma questo sorriso che hai, questa tranquillità, l'hai sempre avuto oppure la malattia te l'ha ancora più accentuata? La voglia di vivere? Beh, diciamo che non è che ho avuto una vita facilissima, abbiamo avuto parecchi problemi in casa di malattie varie. Perché mio marito 20 anni fa ha affrontato un tumore, anche lui. Anche lui? Sì, ecco. Poi il nipotino, e poi abbiamo veramente tante cose, il nipotino di 4 anni che ha il difetto di distrofia muscolare di Duchenne,
Conosciamo, è venuta qua una mamma. Ecco, abbiamo cose grosse, sclerosi multipla, artrite reumatoide, sorelle, sì che cioè, veramente non ci facciamo mancare niente, però devi trovare il bello della vita, cioè devi cercare comunque di affrontare le giornate al meglio. Non è che sono sempre sorrisi, però ce l'hai naturale, c'è un sorriso che tu hai dentro e viene fuori naturalmente, perché quando il sorriso ce l'hai dentro non c'è niente da fare, nessuno lo ferma. Però alzarsi anche al mattino e saper sorridere nonostante tutto e nonostante tutti. Quanta fatica si fa, ma si può fare, insomma. Si deve fare. Si deve fare. Per vincere anche la malattia, certo. Perché penso, dottor Gava, che anche saper reagire, la voglia di vivere, l'allegria aiuti anche alla malattia a essere meno impattante. Cosa dice, dottor Gava? Sicuramente aiuta ad affrontarlo meglio. Infatti con Elisa tutte le volte ci siamo conosciuti da pochissimo in occasione di questo lancio di raccolta fondi, io l'ho sempre vista con un atteggiamento molto positivo, adesso verrò a fare la radioterapia, adesso concluderò la radioterapia nella data precedente. Lei ipotizza sempre, si vede sempre nel futuro e quindi porsi degli obiettivi per il futuro è fondamentale per trovare anche l'energia per raggiungerli. Certo. E quindi un consiglio che io do è di vedersi sempre proiettati in avanti, quindi porsi degli obiettivi anche di breve e medio periodo, ma fa in modo che possiamo progettarci e vederci nel futuro. Questo aiuta a vivere meglio i periodi difficili. La malattia viene vissuta meglio da una ragazza giovane, da una donna giovane o da una donna anziana? Come si rapportano le due figure, dottor Gava? Ma naturalmente dobbiamo parlare della stessa malattia, cioè quando una malattia è grave, è pesante, è evidente che un soggetto giovane ha più risorse fisiche per affrontare sia la malattia che le cure, che spesso sono cure impegnative. Però io ho visto anche persone di 80 anni che hanno voluto essere trattate come persone più giovani, poi voi sapete che a 80 anni si arriva in modo molto diverso, c'è chi ne dimostra 10 di meno, chi 10 di più. Però se si arriva in buone condizioni, io ho visto molti anziani che hanno preteso, richiesto di poter essere curati con tutte le possibilità che la scienza oggi offre, e quando uno è determinato ho visto che ci riesce. Come mai questo male aggredisce così in maniera violenta il giovane più che l'anziano? Cosa succede nel nostro organismo, dottor Gava? Per fortuna la malattia si impenna dopo i 50 anni e raggiunge il massimo tra i 60 e i 70. Soltanto che quando colpisce soggetti più giovani, sto parlando dei tumori in generale, restano molto più impressi. Per esempio quando abbiamo un tumore cerebrale in un soggetto tra i 20 e i 30 ci resta molto più impresso di quello che magari aveva completato il suo percorso di vita e si ammala a 70-80 anni. Però ecco, è fondamentale il modo in cui si arriva a una certa età per affrontare la malattia, e poi questo io li chiamo imprinting psicologico. Ci sono persone che trovano sempre il modo di stabilire relazioni anche nella malattia, riescono a entrare in contatto con persone che prima non conoscevano, sanno valorizzare queste relazioni, i rapporti che instaurano. Ecco, per esempio con Elisa prima non ci conoscevamo, adesso stiamo già parlando di progetti futuri, di vedere come proseguire. Il supporto della famiglia quanto è importante, avere vicino la famiglia? La famiglia poi penso sia fondamentale, perché avere un compagno, un partner, dei figli che si preoccupano di te, ti fanno sentire amato, ti fanno sentire accudito, ti sono vicini quando ti vedono che non parli, penso sia una cosa fondamentale. Io lo vedo nelle coppie che entrano, le dinamiche, le tensioni preesistenti, la capacità di trovare una sintesi in un momento difficile è fondamentale per affrontare la malattia. Senta, dottor Gallo, un'altra cosa che noi abbiamo parlato in questi giorni, anche forse in maniera anche poco, secondo me dovremmo parlarne più, sono i vaccini. Ecco, questa battaglia Novax, Sivax, secondo lei cosa si sente di dire? Ci sono tanti vaccini, sono pochi, vanno bene fatti così, i bambini sono troppo piccoli, vanno moderati, cosa si sente di dire, dottor Gava? Perché è un tema che veramente interessa tanto l'opinione pubblica. A me ha stupito molto questa polemica sui vaccini. I vaccini sì, probabilmente sono numerosi, eccetera, però quando una di queste malattie colpisce un bambino in modo grave, gli esiti possono essere anche fatali o nettamente invalidanti. Sui vaccini noi abbiamo molte conoscenze e penso che nessuno si diverta a vaccinare così per fare un favore alle lobby delle multinazionali, a parte il fatto che i vaccini hanno anche prezzi molto piccoli. E vi dirò di più, anche in oncologia
si studia molto la possibilità di creare dei vaccini, prendendo le cellule tumorali, tirandole fuori, facendole crescere e veicolando degli anticorpi o delle molecole contro queste cellule. È un sistema di immunoterapia che sta dando dei risultati, per cui penso che anche l'immunoterapia, la creazione di vaccini contro il tumore sia un'arma che può darci dei successi nei prossimi anni. Alcuni si stanno già realizzando in alcuni settori e speriamo i primi risultati sono promettenti e speriamo che queste promesse si conservino nel futuro. Perciò lei si sente di dire crediamo nei vaccini e vacciniamoci. Io direi crediamo nella scienza e lasciamo parlare gli scienziati e non chi magari non ha competenza per... Bene, allora con queste parole noi chiudiamo la prima parte, ma non perdetevi la seconda perché noi avremo ospiti i Creedence Clearwater Revived che sono in tournée nel nostro paese, sono venuti a trovarci, perciò avremo delle sorprese bellissime e anche ancora delle proprio situazioni toccanti. A fra pochissimo, non cambiate canale, mi raccomando, ciao!